e rivade la giornata, rasarimo le ridate, con bravura io tal dis, la mia tu parenti amici, tutti insieme in te chiazutte, ascoltarimo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto il miedo tranquillan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta fer chiacchia la mamma, tutto il miedo tranquillan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta fer chiacchia la mamma, e non sta là lontan lontan, sta fer chiacchia la mamma. Daria! Buondì! I suoi rivade! Qui è qualcuno. Hai sfatto i buinore. Stavi così bene, tagliato. Ma Daria! Se tu non ci mai dormì? Io che cadi fuori alle un sorelli cal spacca i claps? Il sorelli cal spacca i claps. Noi è di mancul. Ci starai al succedente. Fasin un gioco. Vi ho detto se sbons di chiattà il sorelli da che es disegno in 10 secondi. Se sopranza Cirilu, via! Lo avevi socchiattato. Bravs! Mandi, Serena! Daria! Mandi. No. Che di fuori le do normale. C'è sal di stranica. Sono varie di essi. Un cian che al... Cal sgnaule. O un... Un mus culialis. Oppure un purcit a balins verts e ros. Ma no, tu avevi detto che il sorelli al spaccava i claps. E credevi per da buon. Ma Daria, alle un mood di alle come quando partagliam tu disis cielo a pecorelle, pioggia a catinelle. A tu mai io dulli piori scappasoni in palcil. No, t'has raison. Oppure, per inglese, par dica al pluvtant. It's raining cats and dogs. A stan plovint, jazz e chance. Ma te lo immagini tu? Tu hai ragione, Serena. Qualche volta si dopre la lingua furlana in una maniera strana. Tu fai i giochi di parole e salte fuori. Sempre al di nuovo c'è imparare. Ma Daria? C'è plausivio di te, Serena. Ma i ti hai sverade? No, figurissi. Ah no, perché tu hai già mal segno dal cusin dalla muse? Serena, ma io e te non avevano di via di sì tornov. Quindi fatta, sono già 9 days. Secondo me, tu hai sbagliato tu di chiamare l'orologio. O forse te le giocano il cor. A proposito di cori, mi eri quasi smetteade. E ti hai parzato un pensiero. Oh, ma non conventava noi, dai, mo. Lo sai, ma per strada mi sono fermata e c'è passato un 4 rose. Ah, mostrami, c'è bielis. Ah, lis rosis non crescono dai chiam, su, no. Ma c'è molto, no? No. Ma sì, andare di tutti i colori, c'è chi, blancis, rossis, rose, parsin, giallis e verdis. Ma c'è una rose verde, non l'hai mai veduta una rose verde? E chi? Celesie, un cudumar. Ma lis rosis sono altri robis, lis rosis sono blanchis, color di naranci, giallis
E anche gli spinis, non so che schifo. Ma Daria, che hai la rosa? Partaglian, hai chiesto? Ah, Io ho detto, io c'è e bene. c'è non si dice al parfurlan rosa allora? Beh, ma per Furlan la rosa ha il garoful? Garofalo. Eh sì. E allora garofano c'è non si dice al parfurlan? Il garofano, non taglian, per Furlan si dice sclopon. Oh, c'è confusione. Allora fiori si dice rosis. Rose si dice garoful. Garoful. E in vestite garofano si dice sclopon. Sclopon. Oh, c'è strano Brave. la lingua furlane. Come che pensi? Ma sai che Flor si può senza dirlo per la farina? La farina di Flor. Ah, mi visi che mia nonna mi diceva sempre quando aveva di fare une torte. Daria, va, chioli la farina di Flor. E io pensavo che fosse fatta con gli splantis, ma invece no. Yo soy una margarita E io soy un sclopon, spieti in la primavera e per fa un bel gir dal mondo. Dai mons alla planura e tornate cence fums, al mare alla laguna e qui si colors di sun. ma fermile che man, che ul frucia la vita, che ul studa il sorelli, ca se chiedu chi flors. Yo soy una margarita E io soy un sclopon, spieti in la primavera e per fa un bel gir dal mondo. Ma di fatto però che con i rosis tu puoi anche fare di mangiare. Parda bon, dai, fa Guarda buon, ciale, chistul. C'è roba isa. Ecco, che chi è il sabuno lì, che chi è l'urticion, con che chi tu fai su ne fartae, che è al che c'è. Parda bon, c'è bien. E Dopo? chi stai stato se casson? No. Ortiz. Le sortese. No, che dopo mi piccia pardon. Ma no. no, Daria, che una volta che tu lascia padre su, l'urtie hanno becche plui. Se sto Dove? sicura. Ah, è vero, non becca plui. Ma è stato anche fatto di mangiato? Ma di la verità, sono due esperimenti. Chiale, io avevo già pronto a chi mi ha rimettuto da mangiare io prima. Sentiti, mangi io. Allora tu eri proprio a fare di golizione, tu? Sì. Hai capito? Quindi sai come? Ah, buon'ora. E la nonne. Aspetta che rispondi, scusa, Mandi, nonne. Ei hanno son. Saranno manco il bonis. Fruz, se dice iso, provino. Fruz, hanno si vares di fa. Perché quando un amico offre salg, bisognerebbe sempre ringraziare. Ma ogni tanto bisogna anche refudare. E ieri la nonne. Dopo di misdioi di là, dai una manta all'ort. Sì. Sto cercati i miei biscotti. Oh, buono, no. Mangia anche un su. No. No, perché stato, se mangi tanto come dopo a mesi non mangi e allora la mamma si arrabbia e non posso, no. Ma Daria, contimi, ci ti hai detto la nonne? Dopo di misdio vindi plantà, carotis, cevolis, cudumars. Cartofolis, tomats, C'è l'enghe fevelis tu? cartofolis o ben patatis, i tomats o anche pomodoros. Guarda boh. Eh sì, cartofolis si lo dopre più che altri in chiarnie. Al ben dal tedesco, kartoffeln. Ince tomats, come che pensi? Tomaten e ince per inglese, tomatoes.
se c'è strane la lingua furlana, sono tanti sperali che sono differenti dall'italiano. E i cesarons gli planteso? Cesarons. Ci sono i cesarons? I piselli. Ah, sì, che io planti. E anche i fasoi, sì. La conosci tu la storia della principessa sul cesaron? Ah, sicuro, che principessa che è là de addormenta lieto la cagliere platato un cesaron e noi arrivate ad ora si era volendo tutte le gnozze che le conosci. Io conosco un'altra versione invece, che è dalla principessa furlane sul cesaron. Vuoi ascoltare? Ah, sicuro. Scritte sulla patria dal Friul dal settembre 2013. Vecchie la rivista. Il tuo papà l'hai, eh? Sì. Ecco, Isina allora a 12 frutti che faceva abbonare il papà e la mamma. Ieri una volta, dal Cistiel di Udin, un principe. Un principe furlan. Che aveva già finito i 35 anni e non aveva incemociato nessuna amorosa. Scominciava a essere stufo di sentirsi clamare «Vedran!» dai suoi amici. Mediti che tu sei tutto sporco. Vedi, non stavi massa con gli amici. E viene denante. Così, al deciso di maridarsi, ma essendo un principe, al voler essere sicuro di chattare una vera principessa furlane e al domanda a sua madre, la regina. «Mame, che mo fasi a riconosci una vera principessa furlane?» Lassimi fammi i frutti. O doprerai il sistema dal cesaron sotto dal materasso. La regina ammette una vis in place sagnacum. Se tu ne fantate di marità, tu hai una ignota al chistiel. Se tu dimostrerai di essere una vera principessa furlane, tu potrai marità il principe. Lui di cent fantatis a rispondere alla vis. C'è mucca dis la chanson, il cistiel a Udin alle biel, e qual si sedi furlane avere svoglia di una casa così. Così la regina ha invide tutti i candidati, offris d'offetis di salam, e era una regina furlane, aveva sempre d'offetis di salam perché venivano tal cistiel, e ali sisteme tutti a dormire, una per camere, mettendo un cesaron sotto di ogni materasso. La mattina dopo, la regina fa sentare il principe tessale e une per une acclama tutti gli fantatis per domandare se mucca urere là della gnut. Perché una furlane non si lamenta mai, soprattutto se è ospite. Dome una di loro e risponde: «Oh, hai dormito proprio da mal. Era alc so dal materasso che mi deve fastidio». Il principe gli disse a sua madre: «O hai capito che chi è la principessa? Dome ne principesse a posve una piel così delicata di ne quarzisi di un cesaron soddagliet. Mi mariderai con me». Perché gli dà fastidio anche un cesaron? Che lì è una principessa, sì, ma foreste. Ma allora non arrivi a capire, mamma? A che coventi il sistema del cesaron? Allora la regina acciappa il principe e lo porta aiuta alle stanze di servizi. Avviars la porta dalla cucina e gli dice: «Vale che chi è una vera principessa furlane?» La cucina era una delle fantatis che aveva chattato il cesaron e era là de talorta ciapassù ence 4 patati e 4 cosins di metidonge e comò era da ora metti su un minestrone per disoblearsi di ospitalità. E così il principe si marita con la principessa furlane e duce a vivere furlans e contents. E come volete imparare qualche parole in diversi slenghis?
furlan, patate, o si può dire anche cartufole. Par italiano, patata. Par inglese, potato. Par portoghese, batata. Par taponà une buse e basta dome une rose. Questa vuol dire che un bielat, une muse di ridi o une gentilezze a può aiutare a fare la pace o a scancellare qualche brutte offese. Se stu bon di fevelà par furlan, mande un tuo video simpatico in dula che tu nos mandi su une dediche, un pinsir, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 vot un 4 oppure a maman@tvstar.com. Un, doi, tre, quattro, cinque, sei, sette. Un, doi, tre, quattro, cinque, sei, sette. Un, doi, tre. Un, doi, tre. Bambino te ven con me. Un, doi, tre. Un, doi, tre. Bambino te ven con me. Mamma. Vigli, sa c'è che mi è succeduto, voi? Voi, e gli è passate a chiatarmi la mia amica Serena. Serena cui? Serena Fogolini. E gli è passate a toccare parte de me chiasute sveanni adore. O ben, io pensavo che fosse adore. In realtà ieri in gialli snuf, ma mi era restato in da urlo orloi. Mi ha portato un bel J di Rosis. No, c'è sto capito, no, Rosis che schian gli spinis. Rosis par furlan vuol dire fiori. Mi ha fatto conoscere diversi splantis e mi ha presentato il loro nome. Poi dopo mi ha fatto conoscere tanti aspetti delle lingue furlane che dimostrano le vicinanze dal furlan con altre lingue. Giusto a Pon, Serena è una persona che ha tante passioni per le lingue furlane. E è sportellista per le lingue furlane. Con di più è attore in una compagnia che si chiama Sot la Nappe e aiuta in terregie di un spettacolo che si chiama Unedì e un ignot. E ha fatto anche una ricerca su Pre-Zanetto. C'è brava che è. C'è bien regalo che mi ha fatto voi Serena. O spero di tornare viodile. Come vigli, ho voglia fare di cene. Mamma, frus. E come frus, clamai donde ai vostri genitori che le al parlor. Qualche piccolo consiglio per crescius con plui lenghis. Non hai avuto nessuna difficoltà come fie perché l'intento è il fatto che dopo il furlan. Anzi, l'unica roba è chiaramente che gli strumenti didattici sono quasi due per italiano. E vengono poche disponibilità o che a noi conosciute gli strumenti didattici per furlan. Dunque, ho avuto di scombattere un lavoro col fatto che, per esempio, c'è che io vedevo e sentivo di spesso di fuori da famiglia fosse tutto in lingua italiana. Ecco, questa è stata la difficoltà più grande di portare in avanti un discorso coerente. D'altre bande, io come mamma cerco di sostituirmi in parte a queste mancanze, ci rendo con i miei messi, insomma, traduzioni di flabes, qualche buona intuizione con i cartoni animati per furlan, chiaramente non hai mai vietato che sarebbe da tutto qui produzione di viodi e di formarsi anche dalle lingue italiane che stanno fatte. Ieri va della giornata, Vasarimo le ridate, con bravura io
minte chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa